Hai la speranza dopo Pasqua di tornare finalmente, diciamo, almeno arancio o gialli? Gialli spero più che altro perché sì, sia un po' più pesante adesso la situazione, quindi sì, un po'. Speriamo nei vaccini che ci siano i numeri che ci riesca ad andare avanti. Beh, io spero almeno arancio, però si vedrà, non si sa nulla al momento. Spero che potremo almeno uscire a farci una passeggiata senza doverci portare l'autocertificazione sempre dietro. Bisogna essere ottimisti, penso di sì. Io penso che ritorneremo arancioni perché la gente starà dentro, dopodiché quando saremo arancioni la gente comincerà a uscire e ci sarà sempre questa oscillazione continua. Ma a stretto giro torniamo arancioni o gialli? A stretto giro no, credo di no. Credo purtroppo di no, bisogna che abbiamo pazienza, che rispettiamo le regole. Sì, dai, siamo ottimisti. Siamo ottimisti. Arancione almeno. Almeno arancione, sì. Non credo, magari arancione sì, ma non di più. Spero, anche perché è un bambino piccolo, quindi spero vivamente che lui possa tornare a scuola, ecco, quindi però la vedo dura perché finché le persone continuano a comportarsi così, fregandosene di tutto e di tutti, temo che rimarremo in zona rossa per un bel po'. Ma tu vedi anche tu ti capita di trovare gente così anche qua a Vicenza? Ah sì, gente che cammina senza mascherina, poi quando li riprendi ti dicono beh, se ha paura resti a casa signora. Ecco, però allora lo vanno a dire a mio figlio perché è chiusa la scuola allora.